La sua tecnica era ormai più che collaudata, armato di un'asta in ferro fatta a mano con tanto di pellicola adesiva, letteralmente andava a pescare le monetine delle offerte nelle cassette del tempio votivo a Montebelluna, un vero e proprio ladro seriale. Già in passato, in diverse occasioni, aveva messo a segno una serie di furti ai danni della Chiesa, ora è stato pizzicato in flagranza dai carabinieri che lo stavano tenendo sotto controllo. Lo scorso pomeriggio, infatti, è entrato in chiesa e quando ha iniziato a rubare le monetine è stato fermato. È un'azione riprovevole nel momento in cui sappiamo benissimo che in tutta Italia le famiglie che stanno varcando la soglia della povertà sono sempre di più, quindi le offerte poi servono proprio ai più bisognosi. Andare a rubare le offerte in chiesa veramente ci pone un grande interrogativo. Il ladro è un 49enne della zona già noto alle forze dell'ordine. Secondo gli accertamenti effettuati dai militari dell'Arma, l'uomo sarebbe il presunto responsabile di almeno una decina di furti commessi in precedenza con analoga tecnica in danno alla chiesa montebellunese per un ammanco totale provvisoriamente quantificato in alcune centinaia di euro. Le offerte rubate e recuperate sono state restituite ai religiosi, mentre l'artigianale manufatto utilizzato per gli indebiti prelievi è stato posto sotto sequestro. L'indagato arrestato per furto aggravato è stato successivamente rimesso in libertà in attesa del proseguo dell'iter processuale a suo carico.